Presidente Turchetto, siamo arrivati a un importante passo del progetto della nuova autostazione. A che punto siamo? Io direi finalmente, è stato veramente un percorso non difficile, ma comunque lungo, perché come sempre la burocrazia in Italia ci mette sempre lo zampino. È stato lungo, è stato anche bloccato per un periodo ci hanno addirittura tolto i finanziamenti, insomma è stata una lunga strada perigliosa, ma oggi finalmente, a seguito della gara che è stata vinta da un gruppo di imprese che si è costituito in Nati, finalmente abbiamo firmato il contratto, quindi finalmente abbiamo consegnato il cantiere, quindi finalmente, e uso questo termine, partiranno i lavori. I prossimi step che tempi prevederanno, Presidente? Ma i prossimi step sono che i lavori devono terminare entro il 31 dicembre 2022, non ci sono proroghe o altre situazioni. La data improrogabile è 31 dicembre 2022. Io mi auspico che termini prima. Nel frattempo verranno realizzati anche degli interventi accessori di viabilità a questo progetto. Sì, no, direi che viene sconvolta quasi completamente la viabilità relativamente a quell'area. Sto parlando di Porta Nuova, oppure per chi volesse chiamarla con il vecchio nome al quale io sono molto legato, Porta Nord. Lì ci saranno interventi di viabilità, direi radicali, ci sarà veramente un nuovo volto della città. Sono interventi importanti che porteranno solo che benessere alla città. Altro intervento accessorio, nelle vicinanze della stazione verrà costruito anche un nuovo deposito. Sì, noi lì abbiamo in locazione dalla Pietà 20.000 metri quadrati dove noi andremo a realizzare il nuovo deposito. Tutto questo perché? Per un motivo molto semplice, perché bisognava creare la filiera, cioè voi immaginate cosa significa tutti i giorni far fare a 380, 400 mezzi 4, 5, 6, 10 chilometri a vuoto, quindi significa chilometri che sono solo spese, perché il deposito ce l'hai lontano. Invece in questo caso il deposito ce l'abbiamo a poco più di 500 metri, quindi vuol dire che i mezzi si spostano dal deposito e un minuto dopo sono nell'autostazione pronti per partire. Questo significa meno costi per quanto riguarda i mezzi, cioè gasolio, eccetera, ma anche meno costi del personale. Prima ti dirò che guarda anche all'efficientamento. Assolutamente, prova ne è che noi avevamo pensato di crearla nella totalità la filiera, perché avevamo pensato anche, questo pre-Covid, purtroppo il Covid ha un po' cambiato la visione in questo momento, però non l'abbiamo accantonata, avevamo pensato di avere il deposito, la sede amministrativa e l'autostazione, tutti nell'arco di 500 metri, forse anche qualcosa meno. Per il momento la parte amministrativa, a causa del Covid, come tutti noi abbiamo subito pesantissime perdite dal punto di vista del bilancio, in questo momento è un po' congelata, però non dimenticata, è solo congelata.